poche battute, però diciamo pesanti. Allora, la nostra categoria di ambulanti è una categoria che non ha mai chiesto una lira a nessuno, a nessun ente, a nessuno. Si è creata da sola e oggi diciamo che è allo stremo, non ce la fa più, è in fallimento. Perché? Perché tutti gli enti ne stanno approfittando una cosa esagerata. Pagano delle tariffe mai viste, ma proprio se le sono inventate i comuni. Allora, per quanto riguarda i suoli pubblici è una cosa allucinante, stanno pagando delle cifre che variano dalle 2,50 per le sagre paesane, 2,50 alle 400.000 lire per 2 giorni di festa. Va bene, si inventano questi comitati che purtroppo a dir loro comandano loro, dice o pagate o uscite fuori. Qui in Sardegna le 4 province sarde fanno pagare i rinnovi delle licenze che in tutta Italia non si rinnovano, perché la legge Bersani ha abolito questi barzelli, ha fatto la legge dell'IRAP e tutti questi vengono assorbiti sull'IRAP. A noi, alla nostra categoria, gli fanno pagare queste province i rinnovi delle licenze. Ogni operatore nostro ha dalle 5 alle 7 licenze, perché quando operano nei mercati, Selargio, Squarto, ogni mercato loro hanno una licenza che ogni anno debbono rinnovarla alla provincia e questo non si capisce il perché. Se in tutta Italia non si pagano le licenze, qui in Sardegna stanno portando via i quattrini a questa categoria. La regione non ha un capitolo sull'ambulantato, non li conosce proprio, è una categoria che non esiste. E noi in Sardegna oggi siamo 6.700 operatori, 6.700 famiglie. Arrivati a questo punto la categoria ha detto basta, ha detto basta. Noi ci siamo rivolti a Giacomo, gli abbiamo detto che non ce la facciamo più, sono pronti tutti a scendere in piazza con tutti i camion, forse ne scenderanno forse 2.000 da tutta la Sardegna, a Cagliari, e non ce ne andiamo più dalla regione, non solo dalla regione, anche dal comune di Cagliari, perché sino all'altro giorno è arrivata l'ultima notizia, un 50% di aumento sul suolo pubblico. Signori, sa cosa significa il 50%? Che nel mercato di Via Quirra, faccio un esempio, gli operatori che stanno lì pagano a oggi 3 milioni e 6, sarebbero 6 milioni e mezzo, ma come fanno a pagare? Senza servizi, non ci danno i servizi, noi operiamo in tutti i mercati della Sardegna settimanalmente, non abbiamo servizi igienici, scusate la frase, deve fare la pipì dei furgoni, ci fanno pagare le tariffe per aree attrezzate, non ce n'è neanche una in Sardegna di aree attrezzate. Ci fanno pagare l'aria che respiriamo, non ci danno una lira e poi hanno anche il barbaro coraggio di dire ma quella è una categoria che non paga niente. No, questa è una categoria che paga tutto, INPS, rinnovi licenza, Camera di Commercio, pagano tutto, non ce la fanno più. Per quello noi a Giacomo gli abbiamo dato l'ultimatum, se entro la fine di questo mese non si organizza lo sciopero generale, noi lo facciamo da soli. Noi manderemo i fonogrammi a tutti i nostri colleghi di tutta la Sardegna che sono già in contatto, sanno già tutto, stanno aspettando ordini, Giacomo, stanno aspettando ordini, non ce la fanno più, mandiamo le lettere alla regione, manco ci rispondono, non ti conoscono proprio, la CSS non è riconosciuta in tutti i comuni della Sardegna, conoscono solo Confcommercio e Confesercenti, perché quelli stanno al vertice. Come rappresentanti, come numeri ne abbiamo più noi di questi signori, ma ne abbiamo proprio, se li vogliono glieli portiamo tutti. Non riesco più a sfogarmi, grazie.